Ciclo di incontri per Venezia TV, siamo in compagnia di Ernestino Prevedello che è il presidente del consorzio Acque Risorgive qui di Venezia. Buonasera. La ringrazio di questo, la saluto anch'io, buonasera, la ringrazio di questa opportunità perché è opportuno anche comunicare alla gente che molto probabilmente non ci conoscerà sufficientemente abbastanza per considerare l'impegno e quello che dobbiamo svolgere in ogni giorno, in ogni settimana. Il consorzio Acque Risorgive proviene da due fusioni, la fusione del Sinistro Medio Brenta di Milano e la fusione del Desesile con sede a Chirignago, Mestre. Da questa fusione è venuto fuori il consorzio Acque Risorgive, il consorzio Acque Risorgive che si sviluppa come territorio in 52 comuni, quali 52 comuni sono quasi tutti, per dire tutti, all'interno del bacino scorrente della laguna di Venezia, con tutte le problematiche per quanto riguarda la qualità delle acque. L'azienda è composta da 162 collaboratori. Noi, quando sono arrivato con la mia elezione il 1 marzo del 2010, c'era un direttore che era l'ingegner Caretta, che è andato in pensione al Sinistro Medio Brenta, che non avevamo sostituito in funzione della nuova legge, e al Sinistro Medio Brenta e al Desesile abbiamo nominato immediatamente alla mia nomina l'ingegner Carlo Bendoricchio come facente funzioni per questo periodo. Poi si è arrivati alla conclusione con la nomina definitiva dell'ingegner Carlo Bendoricchio il 28 di giugno del 2010 al direttore generale di questa azienda. L'azienda si sta adoperando in maniera molto importante perché proviene da due esperienze, direi, fra le migliori che possono essere tenute in considerazione, reali a livello veneto ma anche a livello nazionale, perché l'operatività del Sinistro Medio Brenta, in maniera particolare nel veneziano, e il consorzio Desesile per quello che riguarda il bacino di sua competenza e suo tempo, non sono stati inerti, sono state due aziende che hanno operato, che hanno seguito molto bene gli eventi atmosferici. Questi eventi atmosferici evidentemente ci vediamo anche oggi, dobbiamo rincorrere più che rimanere tranquilli e sereni, sebbene noi abbiamo ottenuto un ottimo risultato nel novembre del 2010 e poi a Natale il 24 e anche per quegli eventi che sono stati il 16 di marzo di quest'anno. Diciamo che abbiamo ottenuto un risultato anche da parte nostra inaspettato, ma evidentemente cosa ha contribuito ad avere questo risultato? Le opere poc'anzi dette, ma anche una regia unica e un coordinamento di 52 comuni. Questo coordinamento significa avere la canalizzazione che nasce all'interno di questo bacino e va a mare ed è sotto controllo diretta di questa azienda. A questo evidentemente va precisato, non possiamo stare tranquilli, perché il tempo stiamo constatando che si può arrivare in una giornata o in 2 giornate di avere le quantità di pioggia che abitualmente negli anni precedenti arrivavano in 5-6 mesi e questo ci dà una certa preoccupazione. Questa preoccupazione, noi abbiamo già una serie di progetti che poi il direttore, il Giancarlo, farà presente dal punto di vista proprio come entità e anche le aree dove possono essere interessati, perché noi siamo convinti che continuando su questo tipo di operatività e avendo questa buona collaborazione che abbiamo con la Regione, in maniera particolare con l'assessorato all'ambiente nella persona di Maurizio Conte, si sta facendo grandi sinergie con tutto il settore, ma anche con la protezione civile, lo posso garantire che è una collaborazione a 360 gradi. Questo fa sì che si possa assieme, perché parlando di canali diversi, canali non di acqua ma di chiacchiere diverse, bisogna finalizzare l'obiettivo che si vuole cogliere in un territorio e questo obiettivo lo stiamo elaborando assieme alle strutture che poc'anzi ho nominato ai fini di poter dare una risposta molto positiva. Io farei presente anche una cosa, io sono una persona che ha già avuto questa esperienza negativa con gli allagamenti all'interno dell'abitazione. Parlo del gennaio 1986, io abito a San Giorgio delle Pertiche e in quell'area si è verificato una situazione insostenibile, evidentemente abbiamo avuto per circa 1.500 ettari allagati e di conseguenza case, centri abitati come San Giorgio delle Pertiche e una parte anche sul campo d'Arsego. Avendo vissuto questa esperienza negativa, è stata un'esperienza che ha fatto sì che ci siamo impegnati, a quel tempo ero un amministratore, ero assessore al Comune di San Giorgio delle Pertiche
incominciare a fare sinergie e non perdere tempo per cause, verificare le motivazioni, ma perché non è stato fatto questo o l'altro intervento, ma a far sì che si potesse dare una risposta puntuale a quello che è il territorio, perché perdere tempo a litigare vuol dire che il clima non rimane fermo, gira, ed è probabile che in quel tempo che si sta lì a parlarne per niente si possa ottenere ulteriori precipitazioni ed avere ulteriori conseguenze. Parlavo di un'esperienza diretta. L'esperienza diretta a breve termine e a medio termine comporta delle grandissime difficoltà all'interno dei nuclei familiari, all'interno delle aziende agricole, aziende artigianali, aziende industriali. Perché faccio questo passaggio? Perché non è il momento che si trascorre le difficoltà del momento e poi la reazione della persona stessa è sempre quella di voler ripartire, si riparte, però si rimane psicologicamente molto molto colpiti. A ogni qualvolta si presenta le nuvole, un temporale un attimino diverso dal normale, c'è subito allarmismo all'interno della famiglia. Ma quello che a me mi viene ancora a pensare e dubitare, che non mi ero accorto in quel momento, è che anche la famiglia, i figli, nonostante i figli abbiano 9, 10, 11 anni, magari vedendo e constatando direttamente la tensione della famiglia, la tensione del genitore, la tensione poi anche nell'affrontare le problematiche successive, a distanza di qualche 5-6 anni mi sono accorto e mi sto rendendo conto più che mai che rimane la paura all'interno. E che, cosa voglio dire? Facciamo il possibile per dare una risposta al territorio, facciamo squadra, onde evitare che ci siano dei fattori all'interno delle famiglie, all'interno delle aree, psicologicamente, che non porta per niente bene, anzi preoccupa molto. Ecco, abbiamo visto le immagini dell'alluvione dell'anno scorso, questo numero di famiglie psicologicamente provato è aumentato, è schizzato con i numeri, perché insomma un evento del genere era inaspettato ed è stato tremendo nella sua tragicità. Era veramente inaspettato, anche perché qui parliamo di canali di prima categoria. I canali di prima categoria non sono i canaletti che passa ai 50-60 metri cubi di acqua a secondo, siamo di fronte a canalizzazione di centinaia e centinaia di metri cubi a secondo, e quando si rompe un'argine, come abbiamo avuto un modo di constatare nel Piovego, noi che nel nostro territorio passa all'interno del Museo dei Sassi, che si è presentato in maniera, con tutti gli eventi che ha avuto gli anni precedenti di rottura di argini, che si presentava a sfiorare la cima degli argini, evidentemente non si trova pace. Io le dirò anche un'altra cosa, io sono abbastanza in contatto anche per le funzioni, ma anche per l'amicizia che si è creata con la sindachessa di Casal Serugo, con quella di Vegiano ed altri che hanno subito questo. Purtroppo quando ci siamo incontrati e si parlava del più del meno, e proprio la conferma proprio di qualche settimana fa mi faceva quella di Casal Serugo, ma sai che avevi ragione, oggi abbiamo i psicologi che vanno casa per casa, perché realmente la situazione non è più la situazione di tranquillità che c'era un tempo. Ecco, c'è bisogno sicuramente di un supporto psicologico per le persone colpite da determinati eventi calamitosi, però io immagino, non so se la pensa ugualmente, che la sicurezza poi derivi dalle opere, certo. Dalla sicurezza di avere delle idrovore per esempio che funzionano, certo. Dei canali scolmanti, delle grandi bacini di laminazione. Si è iniziato a lavorare in Veneto sotto questo progetto? Lei quelle cose che ha detto sono le cose sacrosante e non abbiamo alternative se non a realizzare quest'opera. Possiamo garantire oggi che il Museo dei Sassi a qualche settimana ha già una vasca di laminazione nell'area di Riese Pio X, che ha una capacità di contenimento che rasenta i 460.000 metri cubi. Nell'area poi interessata, che noi eravamo molto a rischio come sinistro medio Brenta, era un'area che si chiama Bacino del Museo dei Sassi, che parte dalla Cittadella e va fino a Vico d'Arte, 24.000 ettari. Questi 24.000 ettari, quando che il Museo dei Sassi raggiungeva quote di una certa altezza, naturalmente non si caricava più.